Suline Caz, questa forse qualcuno la conosce. Com'è Fred? Com'è lo Caz? Com'è? Nel panorama dell'arte nella Sardegna del Novecento, fra i grandi dell'arte pittorica, ricordiamo Mario De Litala. L'artista nasce ad Orani, in Barbagia, nel cuore della Sardegna, nel 1887. Keep going, baby. Legato a questa terra come Bertoli. Sì, brother, a muso duro muovo terra come un sirbone. La differenza fra sto tape e rap della nazione è che porto barre di granito e il tuo è un mattone. Nervi saldi fra la corsa degli scalzi. In questa scena non competo che è la corsa degli scarsi. Lo stile dall'accento e nella city già si sa. Come lei che sa da dove vengo e sa come verrà. E se ha famiglia sacra come a Barça. Leggenda come a Londra l'Arsenal. Come Coppola e Maria Carta. Come la storia che precede la mia stirpe. Come il rap di West Isla, di Menir, di Joe e Vincent. Son passato dalle calde ai Timbo Boots, ma l'impronta è sempre quella, Big Flow, True School. Ora Fred e Joe, altro che Fred e George complici a dare perle e porci qui dai nuraghi e portici. È considerato dalla critica fra i più grandi incisori del Novecento. Muore alla veneranda età di 103 anni nel 1990. Con Marco abbiamo fatto un tape portato in alto il centro, l'entroterra senza mezza barra con 0800. Nuova Sardegna la sfoglio, mica l'ascolto, niente roba old school, suona tene, sarda, penna, nera e foglio. L'americano l'ho fatto solo ai clienti a lavoro, queste barre le rileggi, non le puoi capire al volo. I miei li trovi ancora in giro, Silver Velva, Doomsday, Cilum nei cappucci. Io ascolto Doom e leggo Bradbury, perdere a giorni ma il resto ancora è Estrella Galizia. Resto in lizza come Swiss, ho le chiavi per la mia Alicia. Non ho orologi, pacco in diamanti oppure collane, sai, ma sono tra i 70 bomber del cuore e la fame. Bologna sembra dei dus, temperatura scende, North e su, protegge dal freddo ma non da ste merde. Tu non puoi fare il capo se prima non fai da tramite. Mi resta in G anche se ogni tanto versa lacrime. Mario De Litala ci ha lasciato un patrimonio artistico di grande valore. Due soggetti lo accompagnano nel suo percorso pittorico: la Sardegna, con singolare interesse ai luoghi incontaminati della Barbagia, e la figura umana col ritratto, che ha costituito una delle sue note preferite.